Tre, due, uno, Susi e Patrizio. News, dai, veloce perché devo partire. Ah, devi partire? Dove vai? Vado in Romania, sulle tracce di Dracula, che poi in realtà sarebbe, nella realtà, Vlad Tepè, l'impalatore, ma anche il grande principe, insomma, della Romania. Una storia bellissima che però Bram Stoker ha trasformato nel libro Dracula, che conoscono tutti, dove c'è appunto il diario di Jonathan, ma però ci vado appunto con il bauletto del professor Van Helsing. Perché voglio naturalmente combattere un eventuale Dracula che ci sia, però non capisco perché non c'ho il diario. Il diario di Jonathan Harker? Ma ce l'hai tu! Questo, scusa, è interessante. Grazie, ecco. Vado col diario così faccio tutte le tappe che ha fatto lui per vedere, insomma, se trovo questo Dracula. Se lo trovo, risolvo subito. Ma come ci vai in Romania? Con l'aereo. Aeritalia, che fa questa tratta da poco tempo, è bellissimo, quindi vado. Vai, però ma adesso vado anch'io. Facciamo il TG. Sì, esatto. Allora, una segnalazione su Italiaslotour e italiaslotour.com, sì, che è quello in inglese, un video dedicato a Bibbione, la destinazione accessibile per definizione, nel senso che davvero hanno pensato a tutte le disabilità e siamo tutti disabili potenzialmente, possiamo avere un piccolo incidente o quant'altro, quindi perfetto, Bibbione, destinazione molto interessante. Ma la prima notizia ci arriva dalla posta di redazione e riguarda il comune di Vita in provincia di Trapani. Che bel nome! Dove c'è la festa di Tagliavia. È una ricorrenza religiosa in onore della Madonna, il giorno dell'Ascensione, quest'anno sarà il 12 maggio e naturalmente coinvolge la comunità, ci sono cardi, allegorie, ma la caratteristica di questa iniziativa è che è stata ripresa da un gruppo di giovani che hanno affrontato le difficoltà, ovviamente anche economiche, per riprendere questa tradizione. Bello. Quindi ce ne fosse. Guarda, un'altra cosa che a me sta molto a cuore è la via dei Brentatori. Sì, erano i trasportatori di vino, lo portavano appunto sulle spalle, avevano questa Brenta che è piena di vino, sì, e loro erano i più grandi esperti di vino perché tutte le volte assaggiavano il vino di tutti i posti. Posso immaginare. Sono stati anche sempre ubriachi, va bene. Comunque questo percorso è un percorso escursionistico dei colli bolognesi e naturalmente vanno da Bologna a Rocca di Bentivoglio a Bazzano. Bellissimi tutti questi luoghi, le colline bolognesi meravigliose, la Rocca di Bentivoglio bellissima perché è molto famosa e molto antica, insomma. Allora rimaniamo in zona. Un'altra cosa che succede a Bologna è che la Fondazione Golinelli apre al pubblico la mostra I preferiti di Marino fino al 2 giugno. Cos'è? Al Centro Arti e Scienze di Bologna. Sì. Ecco, allora, i preferiti di Marino. Chi era Marino Golinelli, da poco scomparso. Marino Golinelli. Sì, un grande collezionista. Un grande personaggio. Un grande filantropo. Veramente. Che ha fondato assieme alla moglie Paola questo centro culturale aperto alle scuole, interessantissimo. Questa mostra, che sceglie tra appunto la crème della sua collezione, presenta dei artisti come David Hockney, Emilio Isgro e Candida Hofer, molto molto interessanti. Bellissimo, anche la loro casa era piena d'arte e comunque insomma questo Golinelli era veramente un personaggio molto importante per Bologna e internazionale. Allora, vi segnaliamo un bel progetto della regione Lombardia, 1, 2, 3 musei. Ha l'obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dei musei e ha già donato 16.000 abbonamenti per l'accesso gratuito ai musei, questa cosa è collegata anche agli oratori. Quindi è ancora più bello perché c'è un aspetto proprio anche, diciamo, di etica che fa un po' in contrasto con queste visite dei bambini, degli adulti o dei ragazzi, insomma, delle scuole che vengono portate a vedere le basi NATO. Io questa cosa non l'ho capita. Gli danno addirittura in mano le armi, insomma, no? Cioè
No. Voglio dire, non sono giochi, No, questo no? non ci credo. Ma giuro! Ma no! Eh sì, c'è Ma è anche questo possibile? tipo di iniziativa. E Oddio. quindi, ecco, c'è un libro su questo che è stato così pubblicato, e quindi io così vorrei appunto esprimere il mio apprezzamento per questa 1, 2, 3 musei, Sì, esatto. e il mio apprezzamento per questo fatto, insomma, dai. Vabbè, andiamo avanti allora su travelnostop.com, che è appunto uno dei siti in cui potete rivedere online il nostro TG del turismo. Abbiamo letto una notizia che riguarda sì l'anno prossimo, ma è importante già prepararsi, nel senso che nel 2025 l'Italia sarà il paese ospitante dell'iniziativa che si chiama The World's 50 Best Restaurant, cioè i 50 migliori ristoranti del mondo. Perché sono tutti in Italia. Sì, si terrà a Torino nel 25. Però è importante perché riguarda la nostra alta ristorazione, quindi in Campania cominciamo a interessarci, a leggere, se proprio non avete i soldi per andare a pagare, diciamo così, un pranzo in un ristorante iperstellato. Sì, se per questo l'Italia è sempre piena di eventi gastronomici di rilievo. Allora, per esempio, il 10 e l'11 maggio a Taranto c'è Ego Festival 2024, un evento che viene presentato come l'evento enogastronomico dell'anno. Il festival vedrà la partecipazione di chef stellati provenienti da tutto il mondo, incluso Martino Ruggeri, chef pugliese che ha da poco ricevuto la seconda stella Michelin. Da non perdere il Festival della Pizza, un'occasione di celebrazione appunto per la riflessione sul futuro della pizza italiana e internazionale. Quindi assolutamente a Taranto all'Ego Festival 2024. Ascolta, a proposito della notizia di prima che dicevi tu che vanno a visitare anche le basi militari, ti ho trovato un'altra notizia, ce la sottolinea Roberta Pisa nel nostro gruppo Facebook di Turisti per Caso Slow Tour. A Roma, questa però è una notizia di segno opposto, no, perché a Roma hanno riaperto al pubblico il rifugio antiaereo e il bunker di Mussolini a Villa Torlonia. Tutti i dittatori avevano bunker, certo, si mettevano al sicuro. Esatto. Comunque c'è un nuovo allestimento multimediale che offre ai visitatori un percorso immersivo che li porterà a percepire l'esperienza di un attacco aereo all'interno di un rifugio sotterraneo. Cioè, ma cos'è sta roba? Non lo so, è un periodo così. Cioè, ma cos'è sta roba? Ma andate a vedere la primavera, andate a vedere le cose belle che ci sono in giro. Ma cos'è sta roba? No, ma questa è una testimonianza storica. No, come però, dire, voglio dire, allora era così, adesso non ricadiamo in queste cose. Allora, i bambini, i ragazzi nelle basi NATO, facciamo l'esperienza del bombardamento. Ma quella è un'altra cosa, perché quella però può essere apotropaica, che vuol dire che ti mette paura e dici allora mi devo muovere per difendere la pace. Speriamo che sia così. Comunque adesso non che ci sia gusto nel provare paura, no? Senti, c'è il tuo amico adesso? Ah, certo! Allora, abbiamo il viaggiatore seriale Alessio Cantarella che è andato a Bruxelles. Ciao Siusi, oggi sono a Bruxelles, nella Grand Place, la piazza centrale storica della città, ritenuta una delle più belle al mondo e circondata dai maggiori monumenti cittadini, come ad esempio il municipio, eretto nel XV secolo. Risale invece al XIX secolo la sede della borsa. Passeggiare per le strade del centro storico, detto Pentagono, è piacevole sia di giorno che di notte. L'indipendenza di spirito degli abitanti della città è simboleggiata dalla statua del bambino che fa pipì, di cui esiste anche una variante femminile. E dopo un giro nel quartiere del Parlamento europeo possiamo tornare all'aeroporto di Charleroi e prendere il volo verso casa. Il viaggiatore seriale. Fate come lui, come lui. No, ma quel tipo, se ci avete seguito sapete di chi si tratta, è un amico di Susi, è uno che nei weekend si prende e parte. Ma qui a Bruxelles è roba da ridere, ma fa dei viaggi lunghissimi, no, ma infatti, dorme in aereo, sì. Fa dei giri lunghissimi, nel giro di 2 giorni poi torna. Va bene, andrà anche in Mongolia, a Ulaanbaatar prossimamente e anche a Pechino. Tutto in un weekend. Qualcosa di più forse, spero, mi auguro per lui. Vabbè, e ci racconterà tutto. Sì. E noi lo racconteremo a voi nelle prossime puntate. Ciao! È già finita? È finita, Vabbè, sì. allora parto, parto fra un po'.